mollato tutto. Vuoi tu? Non lo vuoi? Vale. Mamma mia. Grazie mille ragazzi. Qual è il segreto per una cioccolata indimenticabile? L'ingrediente principale è la cioccolata, deve essere di qualità. Poi da lì l'esperienza, la fantasia del cioccolatiere o del pasticcere e tanta passione. Quindi è importante anche un lavoro artigiano nella cioccolata. È soltanto artigianale il cioccolato che facciamo noi perché tutto passa per le nostre mani e per la nostra testa. Viene pianificato, si bilanciano le ricette e poi si assaggiano. Se piace si prosegue, altrimenti si modifica. Grazie. A voi. Ciao. Il cioccolato è arte e passione, è tradizione e innovazione, è voglia di far bene e passione, attitudine, la capacità di apprendere, la passione e la capacità di migliorare. Tutti lo possono fare soltanto se hanno il cuore nel lavoro, perché per me non è un lavoro, è una passione. E quindi c'è anche un aspetto comunque artigianale importante in tutto questo. Esatto, sì, uno studio delle materie prime soprattutto e l'artigianalità che la portiamo sempre avanti da generazioni. Ecco, quanto è importante la passione nell'applicazione in questo lavoro? Forse direi quasi il 1000%, perché comunque se non hai passione in questo lavoro non lo fai, anche perché comunque le ore sono non tante di più e se non hai la passione non ce la fai. Che le prime case della cioccolata nascono a Venezia nel 1700 Europa. Casanova ne sa qualcosa, ma all'epoca non c'era la cioccolata adesso, quindi cacao, burro di cacao e zucchero di canna, ma era solamente il cacao. Praticamente dalla fava otteniamo il 50% di cacao e il 50% di burro di cacao. Questa è la cioccolata, che poi Van Houten in Olanda ha scoperto che si poteva scindere il burro di cacao dalla fava di cacao. Quindi c'è anche un risvolto di tradizione. Chiaramente sì, le prime cioccolaterie nascono a Venezia e Firenze, poi con l'avvento delle Americhe la regina dei mari ha perso l'importanza, però diciamo il caffè Florian è un testimone. Allora, io sono maestro pasticcere e maestro cioccolatiere, faccio parte dell'Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani e dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone. Come sta andando questa serata trevigiana? Diciamo che Treviso risponde sempre molto bene, la città accoglie gli artigiani del cioccolato e non solo, e abbiamo grandi soddisfazioni. Gli artigiani del cioccolato che sono anche un po' artisti. Effettivamente chi fa questo mestiere deve avere un po' una vena pazzoide, sì, nel senso che comunque l'estro non manca, la voglia di mettersi in gioco e anche tante ore di lavoro. Quindi estro, fantasia, laboriosità e anche tanta passione. Sicuramente se non c'è la passione questo mestiere non lo si fa, perché è impegnativo, grandi soddisfazioni, grande piacere quando si realizzano delle cose particolari, è sempre una grande soddisfazione e poi la clientela ci premia. Un prodotto che consiglierebbe a un cliente che passa qui per caso? Oh, ce ne sono parecchi, però la pralineria è molto particolare. Abbiamo dei gusti per aceto balsamico, liquirizia, liquorino alla grappa di moscato, liquorina al liquore William, poi abbiamo il Baileys, il caffè, ce ne sono di tutti i gusti. Quindi c'è anche un risvolto leggermente alcolico, non ci facciamo mancare nulla. Con questo freddo bisogna riscaldarsi in qualche modo. Grazie. A lei, grazie, buona serata.